buongiorno Cecilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Oggi ricorderemo i 150 anni del risparmio postale in Italia e nella nostra regione. Incontreremo l'autrice di un libro dedicato alle donne, Senza spegnere la voce, e poi avremo ospite l'assessore di Palermo Ferrandelli, che ha subito recentemente un attentato intimidatorio davanti a casa. Ma prima di tutto le notizie delle ultime ore. Capizzi nel Messinese sotto shock dopo che sabato sera un sedicenne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti a un bar in mezzo ad altra gente. Il killer voleva colpire un altro giovane. È stato ferito un secondo ragazzo, l'assassino ha soltanto 20 anni ed è stato fermato con il padre e il fratello che lo accompagnavano in macchina. Vediamo. È stato ucciso per un errore davanti ad un bar a Capizzi, paese arroccato sui Nebrodi in provincia di Messina. Giuseppe Di Dio aveva appena 16 anni, ha perso la vita nella maniera più tragica, colpito da proiettili che non erano indirizzati a lui. Un altro ragazzo di 22 anni è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale di Nicosia. A sparare Giacomo Frasconà, 20enne, già noto alle forze dell'ordine, adesso è stato di fermo insieme al padre Antonio di 48 anni e al fratello Mario di 18. Lo hanno accompagnato, secondo i carabinieri, in via Roma in auto dove è avvenuta la sparatoria. Frasconà sarebbe sceso dall'auto e si è messo a sparare, voleva colpire un'altra persona con la quale avrebbe avuto contrasti e litigi personali, ma ha centrato Giuseppe che si trovava lì con tantissimi ragazzi, quindi è scappato. Erano le 22:30 e stavano aspettando la mezzanotte per festeggiare un compleanno. L'accusa per i tre è omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, detenzione di arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione. I carabinieri hanno recuperato e sequestrato l'arma del delitto, una pistola con matricola a brasa. Appena un paio di giorni fa la famiglia Frasconà era stata sottoposta a controlli perché sospettata di possedere armi. L'anno scorso alcuni componenti della stessa famiglia sono stati indagati per avere dato fuoco alla caserma dei carabinieri. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna. C'è sgomento in paese per la morte del sedicenne, un ragazzo timido, bravo e studioso, dice il sindaco Leonardo Principato Trosso, che ha annunciato il lutto cittadino. Su Facebook il ricordo della scuola, l'istituto Majorana di Troina, ogni giorno 28 km di curve e tornanti per raggiungerlo. Si resta sgomenti e annientati dinanzi a tanta crudeltà e al dolore straziante che essa ha generato, ha scritto la dirigente Mariangela Sant'Angelo. Adesso sentiamo da Luca Ciliberti i quotidiani cosa dicono stamane. La notizia ovviamente è presente su tutti i quotidiani nazionali e regionali, ovviamente l'apertura di tanti quotidiani regionali. Vediamo per esempio la prima pagina della Sicilia, il titolo è Morire per sbaglio, con la foto del ragazzino, ma vi faccio vedere anche la prima pagina del giornale Sicilia, tragico agguato a Capizzi, eccolo qua, ucciso per sbaglio a 16 anni, e questo ovviamente diciamo, il titolo che accompagna questa notizia, cioè morire per sbaglio per una resa dei conti, tra l'altro non si capisce neanche con chi. Allora andiamo neanche contro di chi, andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud, il quotidiano messinese, come apre l'edizione di oggi: follia a Capizzi, un sedicenne ucciso per errore davanti a un bar. Qui c'è la foto, diciamo, nella versione più grande di questo ragazzino. C'è stata la confessione di un omicidio, ovviamente dell'omicidio, ovviamente però non si capisce ancora contro chi volesse sparare questo ventenne. Vi faccio vedere anche qualche notizia, leggiamo qualche notizia in più anche dalle cronache e dei quotidiani nazionali. Questo è il Corriere della Sera, che a pagina 16 mette ovviamente la notizia, tra l'altro riportando anche le parole della Premier Giorgia Meloni, che è intervenuta sulla questione, ha detto un delitto assurdo, e come abbiamo sentito probabilmente anche questo omicidio si sarebbe potuto evitare almeno nelle fasi di preparazione, perché lo sottolinea il Corriere, lo sottolinea del nostro servizio, Frasconà e i due familiari, Frasconà appunto il fermato, il ventenne, i due familiari sono stati fermati poche ore dopo dai carabinieri, però pochi giorni prima
erano stati controllati per possesso, cioè con il sospetto che possedessero o che occultassero delle armi. Ora circolavano con le loro armi. Circolavano infatti con le loro armi. C'è una riflessione, tra l'altro, di una criminologa molto famosa, almeno dal punto di vista mediatico, la Bruzzone, che dice appunto i minori vanno sradicati da famiglie dove si respira violenza, e certamente dove ci sono armi si respira violenza. Volevo farti vedere, Michele, solo l'apertura del Corriere della Sera, anzi le pagine interne del Corriere della Sera, che dedicano addirittura 2 pagine, tra l'altro mettendo insieme tanti omicidi di tanti ragazzini. Ce n'è stato un altro a Napoli proprio nelle stesse ore, più o meno con le stesse modalità, ucciso a 16 anni davanti al bar del paese. Il killer voleva colpire un altro. E questo è il racconto, però guarda sotto la notizia: sparano da uno scooter in corsa a Napoli, è morto un 18enne. E qui altre vittime, quella di Perugia, Ostia, Palermo, dove appunto è stato ucciso, lo ricordiamo, Paolo Taormina, aveva 20 anni, poco più grande di questo ragazzino. E poi eccole qua, ce ne sono ancora: Monreale, Bologna e Napoli, con la foto di questo ragazzino. Insomma, approfondiremo più avanti, diciamo, nella rassegna stampa, anche i contenuti degli articoli. Una scia di sangue che ha per vittime i nostri giovani, che davvero fa impressione e ci interroga a tutti. Adesso ancora una notizia: a Catania utilizzava il garage di casa, il frigorifero del garage di casa, per conservare chili di droga. E infatti hanno trovato i carabinieri, grazie ai cani antidroga, la Polizia di Stato, marijuana, hashish pronti per lo spaccio. Vediamo. Ha trasformato il garage di una casa in un magazzino per conservare chili di droga. Ma il deposito è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato grazie alle unità cinofile antidroga durante delle operazioni di pattugliamento nei pressi di Via Selvosa a Catania. Giunti nei pressi di un box, i cani poliziotti Maui e Ares non si sono sbagliati riguardo alla presenza di droga al suo interno. Il proprietario, un catanese di 57 anni, nel giro di pochi minuti è stato individuato nell'abitazione vicina in compagnia dell'anziana madre. All'interno di un frigorifero una grossa busta di plastica con 305 involucri di marijuana e 5 panetti contenenti hashish, subito individuati dal fiuto infallibile dei 2 cani della Polizia di Stato, per un totale di 4,5 kg di droga, pronta per essere immessa nel mercato dello spaccio. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E a Sant'Alfio, nel catanese, una donna ha tentato di raggirare un'anziana, ma è stata scoperta, inseguita dal figlio e da alcuni compaesani. E l'infruttuosa trasferta si è conclusa con una denuncia per tentata truffa. Ecco i particolari. Tenta di raggirare una 79enne di Sant'Alfio fingendosi finta cancelliera del tribunale, ma viene inseguita dal figlio e da alcuni vicini di casa, finendo anche per essere denunciata dai carabinieri. Protagonista una donna di 41 anni, originaria di Mascalucia e nota per le sue vicissitudini giudiziarie. Tutto inizia dalla telefonata di un finto maresciallo con la quale informava che il marito dell'anziana era in caserma a Zafferana per una sanguinosa rapina ai danni di una gioielleria di Catania. L'interlocutore ha chiesto alla donna di collaborare alle indagini fornendogli il numero di matricola del fucile da caccia detenuto dal marito e, minacciandola di denuncia, di far visionare gioielli tenuti in casa ad una delegata del tribunale al fine di verificare che i preziosi non fossero gli stessi rubati nel corso della rapina. L'anziana, atterrita, ha subito informato il figlio, che si è precipitato in casa. Da qui la colluttazione con la truffatrice, che ha tentato la fuga, prima rompendo un vetro per poi scavalcare nel balcone, tutto questo tallonata dal figlio dell'anziana e da alcuni compaesani. Il successivo arrivo dei carabinieri ha permesso di risalire alla donna, che ha concluso la sua infruttuosa trasferta a Sant'Alfio con una bella denuncia per tentata truffa. Basta cronaca, adesso una notizia che ci riguarda tutti: l'aeroporto di Comiso torna a volare e lo fa con numeri incoraggianti. Il primo volo per Milano-Linate, il Milano-Linate completo, è partito ieri, segnando un importante passo avanti dopo mesi difficili, come sappiamo, per lo scalo Ibleo. Vediamo.
L'aeroporto di Comiso riparte e lo fa con il pienone. Il primo volo Comiso-Milano-Linate di Aero Italia, operato in regime di continuità territoriale e decollato il 1° novembre, è infatti andato sold out. Un segnale importante per la crescita del territorio, che conferma la strategia di rilancio dello scalo, che prevede a tariffa agevolata e fissa per i residenti in Sicilia anche voli giornalieri verso Roma-Fiumicino. Io sono di Catania, sono venuto qui a Comiso per partire oggi stesso. Ho preso il biglietto ieri per partire oggi a Milano e l'ho pagato meno grazie alla continuità territoriale. Anche se ci è voluta un'ora e mezza, un'ora di strada, ne è valsa la pena. Mi sono ritrovato ad avere un prezzo molto vantaggioso rispetto all'aeroporto di Catania, infatti ho deciso di andare a vedere il Milan che appunto gioca stasera. Molto interessante, prezzo sempre fisso in qualsiasi momento, cosa che a Catania purtroppo ancora non abbiamo, quindi potrebbe essere di buon auspicio anche per l'aeroporto Fontanarossa di mettere la continuità territoriale, perché la trovo veramente fantastica. Dopo mesi di crisi, Comiso comincia a intravedere un futuro più positivo. Il rilancio dell'aeroporto Ibleo, infatti, può fare affidamento anche su nuovi voli per Bologna e Torino, operati da Aero Italia, e da Volotea per Verona. Si attende ora l'avvio delle nuove rotte internazionali che saranno attivate con i fondi della regione siciliana. Nel frattempo proseguono i contatti con Ryanair, che potrebbe tornare a operare su Comiso dopo oltre 2 anni e mezzo di assenza. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri anche con la società di gestione SAC per presentare una proposta di rete che includa sia Comiso che Catania. Adesso con Luca Siliberti le altre notizie siciliane dai quotidiani. Sì Michele, allora ritorniamo, insomma oggi il racconto è tutto su questo omicidio, anche perché appunto anche diciamo dal punto di vista delle indagini ma anche dal punto di vista giornalistico bisogna capire e bisogna andare avanti e capire a chi era diretto questo agguato, cioè chi doveva essere il vero bersaglio di questo agguato, di questo ventenne. Allora abbiamo visto la prima pagina della Sicilia, morire per sbaglio, guardiamo le altre notizie che sono tutte di carattere nazionale, che riguardano appunto la questione Stati Uniti-Venezuela, guerra ai narcos, Marine degli Stati Uniti sbarcano in Venezuela. Tutte queste notizie ovviamente le approfondiremo tra un po' leggendo i quotidiani nazionali, gli ostaggi restituiti da Hamas e poi la manovra col piano casa e gli sfratti più rapidi. Queste sono insomma tutte le notizie che troviamo nella prima pagina della Sicilia. Ritornerei prima di farvi vedere appunto le altre notizie dal giornale Sicilia, che appunto abbiamo visto il tragico guado a Capizzi, poi qua diciamo di spalla c'è la notizia diciamo positiva per il lavoro, 369 assunzioni tra i forestali con il vecchio concorso. E poi altre notizie appunto di carattere nazionale con i bonus edilizi e le truffe. C'è un caso a Palermo su questo, si riparte sempre dalle truffe del super bonus, adesso la parola alla Cassazione e poi insomma le altre notizie che riguardano soprattutto lo sport troviamo qui sul giornale Sicilia. Rientriamo sulla Gazzetta del Sud perché riprendiamo l'articolo di Capizzi, la morte di Giuseppe Di Dio, questo 16enne studente dell'alberghiero di Troina. Qui lo dico anche per i nostri telespettatori, siamo in piena zona dei Nebrodi, cioè una zona poco servita ovviamente anche dalle strade, dalle infrastrutture, cioè sono territori rurali in qualche modo, prevalentemente abitati da agricoltori o da chi in qualche modo vive di riflesso, di rimando con l'agricoltura, tant'è vero che questo ragazzo dava poi una mano nell'azienda di famiglia, lo leggiamo ovviamente dai pezzi. Allora entriamo dentro, ti faccio vedere, Michele, eccolo qua, guarda qua, Giuseppe Di Dio, intanto la testimonianza di una serata da incubo. Questo che parla, ho sentito gli spari e ho subito fatto entrare tutti, è il gestore del bar davanti al quale, questo della fotografia per intenderci, davanti al quale si trovavano tutti questi ragazzini in attesa della mezzanotte per festeggiare il compleanno. Il racconto è veramente da brividi, lo leggiamo appunto tra le righe del pezzo.
Il rumore sordo degli spari ancora nelle orecchie, il terrore stampato negli occhi di chi ha vissuto attimi tremendi. Stavo lavorando, dice, quando ho sentito i colpi di pistola ho visto i ragazzi precipitarsi all'interno del locale. È successo tutto all'improvviso e in quei frangenti non ho capito bene cosa stava accadendo. Istintivamente ho fatto entrare tutti e ho abbassato la saracinesca. Non oso immaginare cosa sarebbe potuto succedere se chi ha sparato fosse entrato nel locale pieno di gente. Questa è diciamo, l'impressione subito a caldo del gestore del locale. Il colpo è penetrato all'altezza del collo sul lato destro e senza foro di uscita. È stato terribile dover avvisare i genitori, dice il dottore della guardia medica che si chiama Antonino Fazio. La guardia medica era praticamente a 200 metri di distanza da questo bar, stiamo parlando di un piccolo paese. Andiamo a vedere invece la Repubblica che racconta qualche particolare in più nell'articolo di Salvo Palazzolo, eccolo qua. Il sabato sera c'era una pattuglia del nucleo radiomobile dell'Arma in giro per Capizzi. I frasconà, che di professione sono allevatori, erano spesso al centro di controlli, ma c'era un odio che covava dentro di loro. Qualcuno li prendeva in giro, sussurra un giovane. Dobbiamo spostarci sull'altra pagina per continuare a leggere l'articolo. Li accusavano di avere un ritardo mentale e sembra che l'ultima lite sia nata proprio da questo, cioè quindi una banale, diciamo, una miccia banale, diciamo, di questo litigio, di questa sparatoria. Ma Giuseppe appunto non c'entrava niente, era un ragazzo gentile e per bene, ribadisce lo stesso medico intervistato anche dalla Gazzetta del Sud. L'hanno ferito a 200 metri dalla guardia medica. I due amici che diciamo, hanno portato a spalla Giuseppe nella guardia medica raccontano un po' chi era. Ogni mattina saliva su un autobus, percorreva 28 km di curve, frequentava l'alberghiero, sperava di poter andare via dalla Sicilia un giorno. Intanto aiutava il padre che di mestiere fa l'allevatore. Quindi vedi, questo voleva fare lo chef. Voleva fare lo chef, quindi questo è il quadro. Quindi allevatori, diciamo comunità di allevatori sui Nebrodi, stiamo parlando di territori molto belli, ancora rurali, insomma dove le comunità sono davvero molto molto piccole. Andiamo a vedere però, continuiamo la lettura e cambiamo argomento con i quotidiani regionali, andiamo sulla Sicilia, a Catania, nelle pagine di Catania. Perché? Perché ieri abbiamo celebrato la commemorazione dei defunti, ma i defunti sono anche un business, no? Quindi diciamo per chi ci lavora dietro le esequie di un mercato in crescita. Hanno aspettato i colleghi del quotidiano La Sicilia diciamo, il giorno dopo la commemorazione dei defunti per raccontare anche con un focus dedicato cosa c'è appunto dietro questo mondo. In città ci sono 118 ditte di servizi funebri a caratterizzare il trend, l'andamento demografico. Aumentano ovviamente gli anziani e ovviamente aumentano gli affari per questo mercato. La stima è stata elaborata sulla base dei dati di Unioncamere e Infocamere. A proposito di cimiteri, vandali nel cimitero di Giarre, è stata diciamo, rovinata la copertura in marmo di una cappella gentilizia, e poi i clochard che trovano casa anche con i loro amici a quattro zampe, perché come abbiamo imparato insomma, in queste settimane, in questi mesi, in questi anni, le residenze sono aperte per i clochard, però non sono accessibili agli amici, ai cagnolini che molto spesso fanno compagnia a questi senza tetto. Invece adesso è stata aperta una struttura, hanno un tetto sotto cui ripararsi. Questo è il racconto di Catania. Andiamo a vedere a Palermo invece che cosa succede. La metro sotto l'albero, l'albero è quello di Natale ovviamente, quindi entro Natale potrebbe vedere la luce l'anello ferroviario, quindi la metro di Palermo, svolta per le due fermate in centro, sprint finale per inaugurare Politeama e Porto appunto entro dicembre.
Pusher a 16 anni, un arresto a Borgonuovo, quindi qui la cronaca, c'è anche una storia, prima era manager, ora aiuta i migranti, si tratta di questa 39enne palermitana Sheila Meloso, organizzatrice di eventi culturali, ha scelto di mettere le sue competenze al servizio della ONG Mediterranea Saving Humans. E poi andiamo, la Galla esulta, ecco, questa diciamo, è una notizia perché abbiamo raccontato per anni l'emergenza del cimitero dei Rotoli, le salme insepolte, in attesa, si è risolta questa situazione solamente qualche anno fa, diciamo, adesso diciamo, è entrato tutto a regime, quindi la Galla da sindaco di Palermo esulta e dice finalmente è finita l'emergenza cimiteri. Andiamo a vedere invece, ho preso la prima pagina tra le varie province della Sicilia, ho preso la prima pagina di Ragusa, perché ci siamo sempre occupati e ci occupiamo quasi quotidianamente di violenze nelle grandi città, soprattutto Catania e Palermo, ma la situazione di Ragusa ormai sembra veramente essere fuori controllo, perché questa è la notizia d'apertura: accoltellato in una zona periferica, situazione sempre più allarmante, continuano insomma le violenze anche a Ragusa. La vittima è un pregiudicato colpito da 2 stranieri che erano sul monopattino. E poi un'altra notizia, sempre la prendiamo da questa pagina, una notizia diciamo, che riguarda una bambina di 10 anni che è stata aggredita e ferita da un pitbull a Vittoria, anche questi cani insomma non controllati, però vabbè andiamo avanti. Andiamo a vedere invece, rientriamo sugli altri quotidiani, la Gazzetta del Sud, abbiamo parlato dei forestali ma parliamo da Messina del ponte, perché dopo lo stop della Corte dei Conti, dopo le proteste, dopo insomma tutto quello che ha accompagnato la narrazione di questo ponte negli ultimi giorni, adesso si alza la Lega che è diciamo il main sponsor del ponte col ministro Salvini. Allora la Lega organizza un flash mob al contrario per dire sì al ponte, dopo abbiamo visto tanti cortei, tante manifestazioni del no, e però il fronte del no adesso rilancia, dice sapete che c'è? Dice abbiamo fermato il ponte, adesso dobbiamo anche sciogliere la società Stretto di Messina perché è un carrozzone e perché costa tantissimo. Iniziativa in contemporanea dei direttivi provinciali di Messina e Reggio Calabria, il coordinamento no pontista insiste, il primo obiettivo è appunto sciogliere la società, quindi insomma questo è il racconto del ponte. Sempre da Messina facciamo vedere un'altra notizia, eccola qua, che riguarda i forestali dalla Gazzetta del Sud di Messina. Questa però è una notizia che riguarda la cronaca e diciamo il lavoro regionale, via libera a tutti 369 in lista nella finanziaria, fondi per formare gli ammessi alla graduatoria, stiamo parlando dei forestali, alla graduatoria della selezione che 3 anni fa scatenò polemiche, oltre 44 previsti inizialmente, ne saranno assunti altri 325. E poi sempre dalla Gazzetta del Sud, eccolo qua, vi faccio vedere questa notizia, anzi no scusate, la prendiamo dalla Sicilia che è ancora più chiara e ancora più schematica. Abbiamo raccolto, eccolo qua, abbiamo ripreso le parole del sindaco, perché poi ritornando alla notizia di Capizzi, il primo cittadino di una comunità si sente sempre molto spaesato ovviamente quando succedono queste cose. Il sindaco qua è veramente diciamo trasparente, dice io mi sento responsabile, dice ma che cosa avrei potuto fare davanti a una situazione del genere. Lui si chiama Leonardo Principato Trosso, ha scritto al prefetto, dice mi credo, ho fatto il possibile, ho scritto al prefetto per chiedere più controlli, ma siamo l'ultimo comune della provincia, una provincia, quella di Messina, dove i comuni sono 108 e questo paesino sui Nebrodi, lo dicevamo prima, 3.000 anime, non aveva mai destato nessuna preoccupazione, nessuna pressione mafiosa, qui si vive tranquilli. Quando erano piccoli però questi ragazzi hanno iniziato a comportarsi da bulli, a fare alcuni danni e atti vandalici, niente, mi creda, niente che però potesse far pensare addirittura a un esito simile, quindi il sindaco spiazzato ovviamente da questa situazione. Mentre andiamo in onda, a Palermo è in corso una diffusa attività interforze, cioè di polizia, carabinieri e guardia di finanza nei quartieri Zen 1 e Zen 2, come sapete teatro nei giorni scorsi di episodi che hanno allarmato l'opinione pubblica. C'è
in atto un significativo impiego di mezzi e di uomini, anche gli elicotteri delle forze di polizia, le unità cinofile antisabotaggio per appunto prevenire reati in queste che sono anche diciamo contigue alle zone rosse di Palermo. Adesso invece ci occupiamo di tutt'altro, guardiamo il traffico di Catania del lunedì, via Vincenzo Giuffrida, direi tranquillissima, salvo ovviamente lì che c'è un semaforo pedonale. Poi andiamo a vedere un po' immagini spettacolari, ecco l'Etna in diretta in questo momento, fantastico, qualche piccolo sbuffo nei crateri, però l'immagine è nitidissima, bellissima. Taormina, vediamo ancora, come sempre, splendida, mare tranquillo e calmo. L'Etna da qui si vede un po' più, con qualche più maggiore attività, i crateri e qualche nuvola sopra. Immagini bellissime di questo lunedì. Facciamo una breve pausa, tra poco torna Luca con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali e poi noi parleremo dei 150 anni del risparmio postale. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, una notizia dell'ultima ora: carabinieri di Catania hanno arrestato 5 persone per rapina aggravata e porto illegale d'armi. Secondo l'Arma, questo gruppo criminale era specializzato in rapine ai danni degli imprenditori. 5 di loro sono stati arrestati e il gruppo quindi è stato annientato. A te Luca per la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Sì, grazie Michele. Allora oggi insomma il racconto è ovviamente tutto sulla politica, come ormai avviene ormai da giorni, è tutto sulla politica internazionale e sulle notizie che arrivano da casa nostra con la manovra di bilancio. Allora andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, ovviamente poi le questioni ideologiche, diciamo, di discussione sono tutte sul tema della giustizia. Si preparano i comitati per il referendum sulla giustizia. Allora, apertura del Corriere della Sera. Venezuela, Trump va avanti, la Casa Bianca per questi raid, non serve il sì del Congresso, il ruolo della CIA, i piani contro Maduro, insomma tutto riguarda gli attacchi ai narcos e il video delle esercitazioni dei Marine a Porto Rico. E qui c'è tutta poi diciamo, la questione che riguarda il Venezuela, perché diciamo, la comunità internazionale si interroga se il Venezuela sia un narcostato, cioè uno stato dove diciamo, vige la legge della droga e dei trafficanti di droga. La Colombia per esempio è una di questi. Il Venezuela è come la Colombia, cioè si può agire in questo modo perché poi diciamo, essendo tutti, vivendo tutti sotto lo stesso tetto del mondo, nello Stato del diritto, insomma in questo caso bisogna anche interrogarsi. Allora, e questa è l'apertura. Poi abbiamo visto la questione con la fotonotizia che mette 2 foto insieme, che è quella del ragazzino Giuseppe Di Dio di Capizzi, ma appunto anche di questo 18enne Pasquale Nappo, ucciso diciamo, a Napoli diciamo, da 2 ragazzini in scooter, quindi 2 giovanissimi morti. Giustizia, il referendum agita le coalizioni. Nordio, intervistato al Corriere della Sera, molte toghe sono a favore del sorteggio. Questo è il virgolettato. Dentro il pezzo Nordio dice però non lo esprimono, cioè pubblicamente non lo dicono a me, dice però pubblicamente non lo dicono. E poi c'è una bellissima intervista dentro il Corriere della Sera di oggi, che il Corriere mette in prima pagina, all'ex premier Massimo D'Alema. D'Alema durante le parate della manifestazione della festa di Stato in Cina è stato fotografato sulla Piazza Rossa e dice: io a Pechino ha sbagliato l'Occidente a non esserci. Quindi dice, siccome il mondo sta cambiando, dice io guardo il mondo con grande curiosità, dice io, intervistato da Aldo Cazzullo, tra l'altro una bellissima intervista, noi dobbiamo dialogare, non ci possiamo isolare con l'80% dell'umanità. E quindi D'Alema insomma racconta il suo rapporto con la Russia. L'Europa deve fare un accordo di sicurezza con la Russia, la sinistra si deve
allargare a un pezzo di establishment, di classe dirigente, quindi si diciamo, riflette anche sulla politica all'interno dei personaggi della politica di sinistra, su come arginare insomma, il consenso ai partiti di centrodestra. C'è anche un altro bellissimo editoriale di Ernesto Gali della Loggia oggi sul Corriere della Sera, lunedì, il giorno delle riflessioni dopo il fine settimana, i duri e puri che frenano la sinistra. Insomma, questa è una riflessione appunto sul radicalismo a sinistra. Cambiamo quotidiano, andiamo su Repubblica. Ucraina e Venezuela, duello Putin-Trump. Perché duello Putin-Trump? Perché Maduro in Venezuela ha chiesto l'aiuto di Putin, quindi insomma qui diciamo, vedremo cosa succederà. Ma Mosca spinge l'offensiva a Kiev ed è pronta a inviare missili a Maduro. Venti di guerra a Caracas, gli Stati Uniti simulano lo sbarco dei Marines. Questa foto invece in prima pagina che troviamo di spalla è di Yannick Sinner, che torna numero 1 al mondo vincendo il torneo di Parigi e quindi festeggia, eccolo qua. E poi in fondo troviamo la foto, eccola qua, la evidenziamo in questo modo, la foto del ragazzino ucciso per errore a Capizzi, e poi lo scontro, qui Repubblica diciamo, si connota anche diciamo, per simpatie politiche diciamo, verso il Partito Democratico, eccolo qua, Ghiglia chiede lo stop di Report a Ranucci, un gesto gravissimo, quindi questa è la questione che riguarda il Report, che riguarda il garante per la privacy e la messa in onda di Report, che tra l'altro tra virgolette sta realizzando anche probabilmente i dati di ascolto più alti delle ultime stagioni, proprio perché è diciamo, anche avvantaggiato da queste polemiche che ogni giorno sono sui giornali. Andiamo a vedere invece La Stampa. Sì agli sfratti lampo, e qui siamo sulla manovra, il piano del governo. Ghiglia prova a fermare il Report, Ranucci vogliono metterci il bavaglio, mette tutto dentro ovviamente sulla politica di casa nostra. Il decreto però è diciamo, destinato a chi non paga gli affitti. Siccome le procedure ad oggi sono molto lunghe, il governo sta lavorando affinché chi non paga l'affitto per 2 mesi possa essere sfrattato già in 15 giorni. Sarebbe ovviamente una novità, una rivoluzione in questo senso. Andiamo a vedere ancora il Resto del Carlino, prendiamo il Resto del Carlino, però prendiamo il Gruppo Quotidiano Nazionale, quindi sono il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione, quindi titolano ovviamente tutti allo stesso modo, ammazzati per errore, la mattanza dei ragazzi. Un bel titolo questo perché riassume insomma, quello che sta accadendo nel nostro paese. Messina guardato davanti al bar, ucciso un 16enne, a Napoli freddato un 18enne, i killer miravano ad altri e Meloni chiede giustizia rapida, un orrore. In Italia, questo è un dato, in Italia circolano 6 milioni di armi illegali, è un numero veramente impressionante, esattamente. Vi faccio vedere anche, attenzione, un quotidiano che diciamo non parla quasi mai diciamo, di temi di natura di cronaca, però il Sole 24 Ore, quotidiano finanziario, quotidiano di Confindustria, però mette in fila i numeri della criminalità delle grandi città, soprattutto più furti, più rapine, più reati di droga, e sono colpite appunto le grandi città. Illeciti in crescita dell'1,7% da Milano a Genova, 7 aree metropolitane nei primi 10 posti per le denunce in rapporto ai residenti. Il Sole 24 Ore mette queste notizie perché poi mette queste notizie in prima pagina perché poi incide sui costi dello Stato, della prevenzione e dei cittadini per tutelarsi anche dalla criminalità e dalla violenza. Andiamo a vedere un po' di quotidiani diciamo di connotazione politica, quindi Il Giornale, andiamo sui quotidiani di centrodestra, svolta sulle case, il governo vuole sfratti più veloci per i proprietari, un danno da oltre 1 miliardo l'anno, la norma è in arrivo, stretta del governo che allo scopo avranno un'autority ad hoc. Fratelli d'Italia ha messo a punto una proposta di legge per semplificare le procedure di allontanamento per gli affittuari morosi da almeno 2 mesi affinché possano tornare liberi. E questo è diciamo, il Giornale. Lasciamo diciamo, da parte le polemiche politiche che riguardano Report. Intervista a Luigi Bobbio. Io, giudice, vi racconto perché l'ANM ha paura. E qui parliamo della giustizia, questo è il quotidiano Libero. Il magistrato, ovviamente la campagna dei quotidiani di centrodestra è tutto per il sì alla riforma alla giustizia e quindi il magistrato sostengo la riforma perché altri colleghi mi seguono. Il sorteggio del CSM, quindi del Consiglio Superiore della Magistratura, fa fuori le correnti. PM sotto il governo è una balla, quindi
insomma il racconto, diciamo, dei pro alla manovra. E poi, diciamo, l'attacco al Movimento 5 Stelle, a Giuseppe Conte senza vergogna, l'inventore del super bonus, che vuole dare lezioni di risparmio. Ancora andiamo a vedere la Verità, braccio di ferro, abbiamo alzato gli stipendi nonostante Landini e la CGIL. Qui parla il ministro Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, che rivela l'accordo per 150 euro in più ai dipendenti. CISL e UIL vogliono fare l'interesse di 1,6 milioni di lavoratori, altri invece usano il sindacato per fare politica. L'attacco ovviamente è a Landini, leader della CGIL. Trump adesso, guarda, cioè qua mettiamo anche altro, no? C'è un altro fronte. Un altro fronte, apre un altro fronte, ogni giorno ne apre uno, stavolta con la Nigeria, Trump alla Nigeria, basta ammazzare i cristiani altrimenti vi invado, questa è proprio detta in maniera molto spicciola. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, eccolo qua. Prima la bomba, ora la diffida. Ovviamente qui entriamo sul caso Report, perché il Fatto Quotidiano ovviamente ha sostenuto Ranucci, gli attacchi alla libertà di stampa, insomma tutto quello che diciamo, è dentro la questione Report. Quindi scandalo privacy, come sappiamo il garante della privacy, Ghiglia, è stato visto entrare negli uffici di Fratelli d'Italia e allora Ghiglia prova a oscurare lo scoop su lui e Arianna. Prima la bomba e ora la diffida. Report insiste al bavaglio di Fratelli d'Italia e quindi va in onda, e tutto il racconto è questo, diciamo, di oggi del Fatto Quotidiano. Abbiamo il tempo per vedere un'ultima prima pagina prima di chiudere questa parte della rassegna stampa. Guardiamo Domani, Mosca e la strategia del freddo, droni per congelare l'Ucraina, quindi qui ci spostiamo, diciamo, sul fronte dell'Ucraina, il fronte del conflitto Russia-Ucraina, con il racconto appunto della guerra. A te Michele. Grazie Luca, che ritroveremo più avanti alla conclusione della nostra mattinata. Adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo con un ospite, Salvatore Gurrieri, dei 150 anni del risparmio postale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite, Salvatore Gurrieri, che è il responsabile commerciale della filiale di Catania Città della Cassa Depositi e Prestiti. Parliamo dei 150 anni del risparmio postale, una storia di fiducia e di futuro. Naturalmente ci tengono a dirlo i responsabili, che hanno celebrato a Roma recentemente con il presidente Mattarella proprio 150 anni dei libretti postali e i 100 anni dei buoni fruttiferi. Sono, come dire, è una storia di una grande, storia lunga, importante. Esatto, una storia lunga, una doppia data, perché nel 1875 nascevano i libretti e poi nel 1925, quindi ricorrono da 100 anni, i buoni fruttiferi postali. E continuano ad essere per milioni di italiani forme di risparmio, diciamo, sicure. Assolutamente sicure, semplici e garantite sicuramente dallo Stato italiano, quindi di sicuro appeal per tutti i risparmiatori italiani. Quindi nonostante tutte le novità online... Esatto, anzi si confermano una scelta vincente anche oggi, in un'epoca di digitalizzazione, perché si sono collegati i libretti al mondo dell'online, si sono collegati ai conti, si sono collegati anche alle poste pay, quindi si è creato anche un'evoluzione forte che accompagna i risparmiatori anche nel nuovo millennio. Proviamo a fare qualche cifra semplice, senza troppa confusione. Quanti sottoscrittori ci sono e per valore complessivo? I numeri fanno addirittura paura, pensate che ci sono 27 milioni di italiani che scelgono i prodotti di risparmio postale. Uno su due circa. Uno su due. Esatto, per un patrimonio circa di 320 miliardi di euro, quindi cifre importanti. E questo cosa significa? Significa anche che voi dite genera crescita. Genera Perché? crescita. L'amministratore delegato l'hanno detto in realtà tutti i vertici istituzionali, perché c'è un patto sociale forte che si è creato. Il risparmiatore affida i propri risparmi appunto nei libretti, li affida anche ai buoni fruttiferi postali, con la convinzione sicuramente di avere un buon tasso di interesse, con una garanzia dello Stato, ma dall'altro sapendo anche che questi soldi verranno ben spesi.
e se pensiamo a tutto quello che Cassa Depositi e Prestiti è riuscita a fare in questi 150 anni con i soldi dei risparmiatori italiani, c'è davvero ci da fa essere qualche contenti. esempio? Scuole, infrastrutture? Assolutamente, scuole, infrastrutture, la rete energetica nazionale. E poi se vogliamo guardare un po' anche al nostro mondo, la ricostruzione di Messina e di Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908, si sono fatte grandi opere di bonifica insomma, durante il ventennio ma anche successivamente, e poi anche tutti gli sforzi di ricostruzione nel periodo post bellico. E poi non dimentichiamoci neanche una cosa, che l'Italia nel 1875, quando nascono i libretti, era prettamente un paese agricolo. Come no? Se non ci fosse stato il risparmio degli italiani non si sarebbe potuto fare poi l'industrializzazione, tutto quello che è venuto e che ha portato l'Italia a essere insomma il paese che è oggi. Una bella lezione anche di storia e di storia economica importante. Come è messa la Sicilia su La questo? Sicilia è messa molto bene anche rispetto alle altre regioni d'Italia, considerate che solo in Sicilia circa il 70% appunto dei siciliani ha un libretto di risparmio postale e 1 su 2 ha scelto un buono fruttifero. Quindi una regione alta Una regione in alta e classifica. virtuosa, esatto, addirittura la seconda in Italia per numero di libretti, esatto, però. e credo la quinta per numero di buoni a minore. Questo anche a segnare la vicinanza delle piccole generazioni più che nuove al mondo del risparmio. Per un totale più o meno possiamo immaginare di... Sì, un importo abbastanza, diciamo, dei numeri molto importanti, parliamo di 3 milioni e mezzo, 2 milioni e mezzo sia di libretti che di buoni circolanti appunto in Sicilia, quindi anche noi abbiamo la nostra voce in capitolo nel mondo del risparmio postale. Per la Sicilia investimenti, interventi anche un po' più recenti di quelli che citava prima? Assolutamente, anche nella nostra regione ci sono degli interventi che vengono fatti sicuramente grazie al risparmio postale e ci riconfermiamo un interlocutore importante, soprattutto ecco, mi piace utilizzare una parola che è stata ripetuta anche più volte, fiducia. Tutto questo non ci sarebbe stato se non ci sarebbe stata sicuramente alla base la fiducia dei risparmiatori che hanno trovato un interlocutore semplice, parole semplici. Considerate anche che oggi c'è stato uno studio recente di Eurostat che ha visto l'Italia, comunque gli italiani, un pochino diciamo vittime di quello che è l'analfabetismo finanziario. Ben il 14% degli italiani è totalmente analfabeta da un punto di vista finanziario, quindi avere delle parole semplici, dei prodotti semplici, delle soluzioni come quelle del risparmio appunto che avvicinano i risparmiatori al mondo della finanza in modo garantito, in modo sicuro, in modo diciamo tranquillo è sicuramente una... Non so, mi permetto di fare un accostamento col massimo del rispetto. Perché il rischio è di finire anche vittime di truffe per investimenti inesistenti. Ne abbiamo vista una recentissima, pannelli solari che non esistevano e che in realtà C'è una triste realtà e naturalmente il fatto di non avere alla base una buona conoscenza finanziaria ci rende anche un po' tutti più vulnerabili. Ecco perché la risposta che può dare oggi Cassa Depositi e Prestiti per il tramite di poste, quindi tutto il mondo del risparmio postale, è ancora più importante e consente di fare cose grandi. Abbiamo parlato della storia, no? Quello che si è potuto fare, consideriamo anche che oggi, grazie a tutto quello che è il risparmio postale, Cassa Depositi e Prestiti aiuta le aziende a internazionalizzarsi, le aiuta e le assiste nell'export, quindi c'è anche una prospettiva futura che viene consegnata alle nuove generazioni. E sono realtà che anche il Presidente della Repubblica ha sottolineato. L'ha sottolineato anche il Presidente della Repubblica, appunto facendo leva sulla forte... Eccolo qua, lo vediamo. Esatto, il Presidente Sergio Mattarella, tra l'altro partecipavano su 200 sindaci italiani, ben 48 dalla Sicilia, questo per fare vedere che il nostro peso in Poste Italiane è forte, al di là poi di tutto quello che sono le istituzioni e i vertici sia di Poste che di Cassa Depositi e Prestiti e anche appunto dei ministeri. E ha partecipato anche, mi scusi che la interrompo, una bella rappresentanza di giovani postali, quindi di neoassunti e di le nuove leve diciamo dei postali. Perché anche questo è diciamo un versante da non trascurare. Assolutamente, siamo ancora il primo datore di lavoro d'Italia. Primo datore di lavoro in Italia. 120.000 circa dipendenti su 13.800 uffici postali, anche in Sicilia ci sono ben 9.000 dipendenti di poste, quindi siamo un'allegra macchina da guerra, passate il termine. Caspita, e come no, mi permetta un localismo catanese, come è messa Catania? Catania si riconferma la seconda provincia in tutta la regione, sia per quanto riguarda il numero di libretti accesi che anche di buoni, quindi anche Catania in Sicilia ha la sua forte voce in capitolo e se poi vogliamo vedere qualche più che numero, qualche caso diciamo pratico, quando siamo negli uffici postali vediamo appunto che c'è come primo diciamo, segno di riconoscimento di poste sicuramente al di là di quella che può essere raccomandato il pacco, c'è il risparmio postale, quindi i giovani oggi si affacciano anche all'ufficio postale probabilmente perché il nonno gli ha tramandato un buono fruttifero a minore. Certo, e sono parecchi, quasi 1000 gli uffici postali. Quasi 1000 gli uffici postali in Sicilia
e se pensiamo a quella che è stata la desertificazione bancaria, Posse già nel primo risorgimento si prestava a essere appunto un interlocutore anche nelle piccole aree rurali o comunque dove la penetrazione bancaria era bassa. Oggi si riconferma appunto anche un interlocutore importante perché le banche stanno, diciamo, riducendo quelle che sono le filiali sul territorio, mentre Poste ha fatto forti investimenti sugli uffici postali, ha installato ATM anche in zone remote della nostra penisola, zone montane, quindi anche qui c'è una prossimità che si affianca a quello che è il canale digitale. Ecco perché oggi si parla di omnicanalità, riusciamo ad affiancare quello riusciamo ad affiancare quello che sono appunto tutti i servizi del digitale, l'evoluzione delle nostre piattaforme, con anche la prossimità che crea relazione e che crea sicuramente fiducia sia nei giovani che nei vecchi risparmiatori. Ed è anche avete un indice positivo di occupati, perché Sicilia Poste, leggo, ha oltre 9.000 dipendenti in Sicilia, solo in Sicilia. Solo in Sicilia 9.000 su 120.000, ecco, prima le dicevo, è un grande datore di lavoro e anche in Sicilia si riconferma tale. Ci sono circa 300 uffici postali in tutta la nostra bellissima isola, quindi... L'ultima domanda che le faccio è un po' banale, ma chi fosse interessato a lavorare con il risparmio postale? Assolutamente, noi abbiamo una bellissima campagna acquisti, chiamiamola così, di assunzioni appunto di giovani neolaureati per la sala consulenza, e basta collegarsi alle nostre sezioni di recruiting sul sito, dove troveranno sicuramente un bel processo di selezione. E il sito è? www.poste.it. Lavora con noi. Beh, lavora con noi ed è un auspicio e anche una realtà. E ce lo auguriamo anche noi. Posso dire che anche nella nostra provincia di Catania ci sono state molte assunzioni di neolaureati, quindi c'è un turnover forte. Bene, evviva, speriamo che questo trend, questa tendenza continui. Complimenti, buon lavoro, davvero sono realtà che fa piacere mettere in evidenza quando ne facciamo tante altre negative, purtroppo, invece questa positiva. Ringraziamo ancora Salvatore Gurrieri, responsabile commerciale della filiale di Catania Città. Adesso facciamo una pausa e poi incontreremo Giorgia Landolfo, autrice di un importante libro dedicato alle donne. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà dominante al centro-nord e sulle due isole maggiori. Avremo invece della variabilità al sud Italia con fenomeni a carattere sparso. Andiamo a vedere la situazione in Sicilia. Come dicevo, il contesto sarà anticiclonico, una giornata stabile e assolata, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola, ma comunque senza effetti. Contesto climatico ancora mite, con temperature massime diurne localmente fino ai 22-23 gradi. Adesso infine diamo uno sguardo a quello che accadrà nella giornata di martedì, quando non abbiamo nulla da segnalare, una giornata come possiamo notare ancora assolata, un minimo solo di variabilità nella seconda parte del giorno sul versante ionico, con la possibilità di deboli precipitazioni. Valori massimi diurni senza variazioni significative. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Eccoci qua, siamo con un ospite, Giorgia Landolfo, giornalista e autrice di libri, ha appena pubblicato questo Senza spegnere la voce, e sottotitolo Il potere sul corpo delle donne, da Valentina Milluzzo a tutte noi. Edizione, l'editore è... Nusso, buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Chi era Valentina Milluzzo? Valentina Milluzzo era una giovane bancaria, 32 anni, di Palagonia, che nell'ottobre del 2016 è morta all'ospedale Cannizzaro di Catania. Era incinta, aspettava 2 gemelli, era al 5° mese di gravidanza, quando una gravidanza fortemente voluta, dopo tanti anni di cure. Esatto. Valentina, dopo una visita ginecologica di routine, è stata ricoverata per una grave minaccia d'aborto. Rimane ricoverata all'ospedale Cannizzaro con questa situazione piuttosto critica, con il collo dell'utero dilatato e uno dei 2 sacchi amniotici già in vagina, e rimane ricoverata per 17 giorni e muore poi di sepsi.
Racconto la sua storia in questo libro, racconto la storia di tutte le donne che hanno il diritto di ricevere informazioni complete e scientifiche sulla propria salute riproduttiva. Intende dire che è una morte che si poteva, si doveva evitare? Probabilmente si poteva evitare, c'è in corso ancora un procedimento in ambito civile, il procedimento in ambito penale caduto in prescrizione nello scorso anno. In primo grado, giusto per dovere di cronaca, i 4 medici che avrebbero dovuto curare Valentina Milluzzo nelle ultime 48 ore sono stati condannati per omicidio colposo a 6 mesi, pena sospesa, sentenza che è stata poi ribaltata dalla Corte d'Appello di Catania. Adesso la famiglia Milluzzo, che chiede verità e giustizia, attende solo appunto in ambito civile che si pronunci la Cassazione il prossimo 11 novembre. Sono vicende poco note che lei riassume con un termine che francamente fa riflettere e addolora: la violenza ostetrica. Sì, diciamo che al di là, andando un pochino oltre la storia di Valentina Milluzzo, ho voluto comprendere quale fosse il contesto in cui nasce la violenza ostetrica e ginecologica. Abuso in quella situazione? Sì, quando parliamo di violenza ostetrica e ginecologica parliamo di trattamenti abusanti, negligenti, quindi umiliazioni, aggressioni verbali e fisiche, ma anche la mancanza di informazione e il potere di autonomia sul corpo. Quindi tutte le volte che alle pazienti viene sottratta la possibilità di scelta sul proprio corpo e sulla propria salute, parliamo di violenza ostetrica nell'ambito della gravidanza, del parto e del postparto, e di violenza ginecologica in varie fasi della vita di una donna. Vuole farci un esempio che prescinda dalla tragica vicenda di Valentina Milluzzo? Sì, quando ad esempio in sala parto ad una donna viene impedito di muoversi, viene impedito di partorire in movimento, nonostante l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo definisca uno dei diritti delle gestanti. Cioè ci si può in qualche modo preparare si può partorire in una qualsiasi posizione che non sia la classica posizione ginecologica. Molto spesso le donne non lo sanno, o se lo sanno e sentono che il corpo ha bisogno di muoversi in quel momento, a volte questa cosa viene vietata, viene impedita. Questa è una forma di violenza ostetrica, quando non viene somministrata l'epidurale, quindi quando non c'è un trattamento farmacologico del dolore. Lì a discrezione del medico, il sapere comune è sbagliato questo invece, com'è? Dunque bisognerebbe fornire alla donna tutte le informazioni affinché possa scegliere. Debba decidere lei. Esatto, debba decidere lei nei casi di non emergenza. È chiaro che nei casi di emergenza, di pericolo reale per la salute, la scelta è del medico, della medica. Beh, logico. Ci sono ancora altre pratiche poco consone diffuse? Molto spesso il dolore delle donne non è ascoltato. Questo accade anche nell'ambito della violenza ginecologica. Il dolore delle donne vale meno, siamo meno credute e siamo meno curate, e quindi quello che accade è che le diagnosi, pensiamo alle diagnosi anche di endometriosi, arrivano molto in ritardo. Ci sarebbe la necessità di avere un approccio di medicina di genere che considera le specificità biologiche della donna. Questo è molto importante. Ed come le è venuta questa ispirazione di occuparsi di un ramo di cui francamente si sente poco parlare? 10 anni fa... Questo è anche il suo merito ulteriore. 10 anni fa non si parlava assolutamente di violenza ostetrica e ginecologica, perché si tratta di pratiche che molto spesso non hanno un'intenzionalità da parte del personale sanitario e non hanno, sono pratiche rutinarie che fanno parte della routine ospedaliera. Io mi sono molto appassionata alla storia di Valentina Milluzzo. No, non sono un medico, sono una giornalista, però amo l'ambito della salute. Mi piace moltissimo. Si è molto appassionata. Mi sono molto appassionata alla storia di Valentina perché da giornalista mi sono resa conto che veniva raccontata parzialmente. C'è una narrazione molto spesso sulla tematica della violenza ostetrica, così come accade molto spesso nell'ambito della violenza di genere, parziale. Volevo andare a fondo, volevo capire tutti i dettagli di questa storia e volevo appunto comprendere perché accade e perché accade
purtroppo a molte donne. E perché accade? Per incompetenza, se posso usare questo termine un po' forte, mi perdoneranno i professionisti, per sottovalutazione, per che cosa? Allora, io credo che accada perché viviamo in un ambito in un assetto di stereotipi, per cui lo stereotipo della donna che deve partorire con dolore, l'idea l'idea che la donna sia molto più forte quando resiste al dolore. La violenza ostetrica è violenza di genere, è un fenomeno sistemico, trasversale, ben strutturato, che rientra nell'ambito della violenza di genere. E se ne comincia a parlare anche nei centri antiviolenza adesso. E questo è molto importante che lei lo sottolinei. Mi scusi una domanda un po' banale, e quindi riguarda professionisti uomini? Non solo. In quanto fenomeno trasversale, molto spesso alcune credenze patriarcali le introiettiamo anche noi donne. Sono proprio costrutti patriarcali che hanno a che fare con il tema della maternità, col tema della salute riproduttiva, per cui non è una forma di violenza che parte solo dai medici, ma purtroppo anche dalle mediche. Ci tengo a sottolineare che è una forma di violenza appunto molto spesso non intenzionale. Esatto. Lei dice retaggio, eredità della cultura patriarcale, che quindi può essere stata assorbita sia da uomini soprattutto, ma anche da in donne. certi casi forse minoritari dalle donne. Sì, ecco. Anche dalle donne, assolutamente. Per cui la volontà di questo testo è cercare di creare una forma di comunicazione con i sanitari. Prefazione e postfazione infatti sono firmate da 2 mediche, da un anestesista che si occupa di violenza di genere e da una ginecologa. Ecco, per concludere, Giorgia, se lei volesse dare un consiglio a una donna che ci sta seguendo, che è in attesa, diciamo. Pretendere di ricevere le risposte alle domande sulla propria salute e alzare la voce quando ci si rende conto che si sta verificando un abuso. Ecco, bisogna avere una certa consapevolezza di tutto questo. Sì, no? Al termine del libro, insieme a Elisabetta Canitano, io ho realizzato un vademecum in cui abbiamo inserito 10 campanelli d'allarme per individuare e contrastare la violenza ostetrica e ginecologica. Questo è molto importante, è una specie di... con Elisabetta Canitano avete fatto strumenti pratici, sì, diciamo. 10 punti che servono per comprendere che quello che sta accadendo in quel momento sul corpo di una donna non è normale. Non dovrebbe succedere. Complimenti anche Grazie. per questo. Il libro, eccolo qua, è Senza spegnere la voce, l'autrice è Giorgia Landolfo, complimenti ancora. Grazie. Ecco la copertina, Nus Editori. Spero che le donne interessate ne facciano l'uso che merita. Grazie ancora, complimenti e buon lavoro. Noi facciamo una breve pausa e poi avremo in collegamento l'assessore al comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, che è stato recentemente intimidito, come si dice, con una bomba carta davanti alla sua abitazione, qualcosa di molto grave e molto serio. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, adesso ci colleghiamo in diretta con Palermo con il nostro Marco Gullà, che è, come vedete, in compagnia di Fabrizio Ferrandelli, che è assessore comunale all'emergenza abitativa del capoluogo e che è stato vittima purtroppo mercoledì scorso di un attentato intimidatorio molto grave, una bomba carta esplosa sotto la sua abitazione. Buongiorno Assessore, tutta la nostra solidarietà naturalmente, innanzitutto convinta, e poi una domanda prima di lasciarla con il nostro Marco, ed è questa: Assessore, con gli investigatori, sulla base della sua esperienza, del suo lavoro, si è fatta una ragione dell'attentato che ha subito? Sì, buongiorno, intanto vi ringrazio della solidarietà perché non è mai abbastanza ed è un incoraggiamento. Ovviamente sì, mi sono fatto un'idea, in questi mesi noi abbiamo scardinato la prepotenza di chi pensava di poter gestire le case popolari
facendo da parte il comune. In realtà nei nostri quartieri gli immobili di edilizia popolare venivano gestiti in maniera autonoma perché mancava una vigilanza da parte del comune. Da alcuni mesi noi invece abbiamo imposto, grazie a una nuova procedura informatizzata e controlli mirati della Polizia Municipale, il fatto che gli alloggi popolari vengono consegnati dal comune e sulla base di una gradatoria. Questa cosa ha fatto crollare un business che si aggirava dalle 10 alle 15.000 euro ad occupazione abusiva pilotata sul mercato e chiaramente ha infastidito chi era abituato con prepotenza a gestire il bene pubblico. Noi abbiamo dato alle autorità inquirenti tutti gli elementi in nostro possesso per poter risalire ovviamente a chi in questi mesi ha agito nel buio. Una certezza l'abbiamo: le case le dà il comune e le dà secondo la gradatoria e non sono gestibili al mercato parallelo. Marco, a te. Io tra l'altro vorrei fare una domanda non all'assessore Ferrandelli, che tra l'altro oltre alla delega di emergenza abitativa ne ha anche altre, al Verde ad esempio. Voglio fare la domanda all'uomo invece, Fabrizio. Come hai vissuto quei momenti? Tu hai delle bambine, hai una moglie, hai una casa. Come hai vissuto quando appunto quel momento in cui è esplosa quella bomba carta? Devo dire con sincerità, chi come me fa politica e ha sempre un contatto costante col territorio, queste cose le mette in conto. Non è stata la prima occasione in cui abbiamo avuto momenti di tensione. Noi abbiamo proceduto a decine e decine di rilasci che non sono stati bonari. Questi sono quelli più eclatanti. C'è stato l'episodio di Via Decollati, nella quale abbiamo trovato in un bene confiscato la figlia del boss che abbiamo allontanato da casa, e lì si sono succeduti una serie di atti intimidatori. Abbiamo avuto altre intimidazioni. A me non ha fatto impressione quello che è avvenuto in mio danno, perché un amministratore pubblico lo mette in conto. A me ha fatto più rabbia il fatto che abbiano dato fuoco ad un appartamento in via Bronte, mettendo a rischio una ventina di famiglie che stavano sopra. Cioè lì rischiava di esplodere tutto l'intero palazzo, e questo sicuramente fa male a chi si occupa delle istituzioni. Chi ha compiuto questo atto non si è minimamente preoccupato delle vite umane che coinvolgeva. Quindi quell'incendio è stato in contemporanea, insomma, è stato un attentato duplice. A distanza di pochi minuti, mentre mi trovavo dai carabinieri per formalizzare ovviamente quanto accaduto, venivo avvisato dai miei vicini che avevano sentito un boato abbastanza inquietante, diciamo, delle abitazioni nei pressi della mia abitazione. Probabilmente era il segnale di dire: sappiamo dove stai, è un'individuazione. Ma devo dire, per fortuna a Palermo non sono i soli a saperlo, sono in tanti. Fabrizio Ferrandelli fa tra l'altro l'assessore all'emergenza abitativa in una delle città sicuramente più ad alto rischio, poi forse c'è qualche altra città del sud, ma Palermo in questo momento comunque è sicuramente una città in una posizione decisamente delicata. Però parlando con associazioni, parlando anche con chi davvero sta a contatto con queste persone in emergenza, mi dicono che stai facendo un ottimo lavoro. E non è uno spot a Fabrizio Ferrandelli che è qui, ma parlano ovviamente i numeri in questo caso. Sì, ma in realtà ce lo dice anche il nervosismo di questi ultimi atti. Cioè il fatto che si arrivi ad incendiare un appartamento, a mandare un messaggio, significa che in realtà stiamo cogliendo il senso del nostro lavoro. Devo dire che a fronte di 10-12 immobili l'anno che venivano assegnati negli anni scorsi, noi abbiamo un ritmo in questi ultimi 15 mesi incoraggiante. Abbiamo assegnato 160 immobili, seguendo la lista della gradatoria di emergenza abitativa che era ferma da troppi anni. Io sono contento che adesso decine di famiglie e di bambini abbiano un tetto sopra la propria testa e che non debbano ringraziare a nessuno, se non la presentazione di una domanda online nella quale nessuno può mettere mani e il cui punteggio viene calcolato in automatico. Tra l'altro dobbiamo anche dire, caro Fabrizio, che c'è un piccolo cavillo, non so se rientra magari anche ovviamente poi tra le tue, anzi rientra tra le tue deleghe, che tu sei anche un amante degli animali. Questo cavillo è legato al fatto che molte persone non possono essere accettate magari in alcuni istituti, un po' come la signora Balsamo, perché Antonina Balsamo, l'abbiamo ovviamente raccontato in questi giorni, proprio perché ha un cane, un gatto che ovviamente non può essere ospitato in queste strutture. Ma
da quello che ho capito e percepito state lavorando anche su questo fronte. Sì, per quanto attiene la mia delega, chiaramente io mi occupo di dare case secondo la graduatoria. Per quanto attiene invece agli interventi sociali, è vero che noi riusciamo a dare assistenza alle persone presso strutture convenzionate, ma che non tutte appunto accolgono gli animali, che dovrebbero essere invece accolte presso la nostra struttura sanitaria veterinaria di via Tiro Assegno. Su questo abbiamo proposto una convenzione anche con l'ASP per riuscire ad offrire un servizio importante alle persone, perché poi gli animali sono parte della famiglia. Assolutamente, assolutamente. Quindi insomma possiamo assolutamente ammirare, Michele, il lavoro di Fabrizio che sta proprio sul territorio. Tra l'altro, Fabrizio, ti faccio commentare, non so se Michele già l'hai data questa notizia, è quella dei controlli allo Zen. Insomma, c'è un massiccio in questi minuti c'è un massiccio intervento delle forze dell'ordine allo Zen, credo che per la terza settimana consecutiva, da parte della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e ovviamente anche da parte della polizia. Ovviamente Fabrizio è uno che vive il territorio, questi controlli sicuramente sono mirati alla ricerca di armi, di stupefacenti, queste armi che purtroppo a Palermo girano ormai forse troppo agevolmente per anche i minorenni. C'è una fa molto bene sapere. Una curiosità prego. per l'assessore, da non addetto ai lavori. Se non ho capito male, lei ha contribuito a stroncare un malaffare che andava, un andazzo, per cui addirittura della gente senza nessun titolo si faceva i soldi nell'assegnare le case popolari, una cosa veramente scandalosa e gravissima. Assolutamente sì, c'era anche un tariffario illegale. In realtà appena moriva l'ultimo concessionario dell'alloggio popolare, l'informazione, la notizia probabilmente era patrimonio della criminalità organizzata che autorizzava le occupazioni abusive sulla base di un corrispettivo di denaro. Questa è l'idea che io mi sono fatto e che ho offerto ovviamente agli inquirenti, basate chiaramente su mesi e mesi di attività che abbiamo svolto. Abbiamo una certezza: noi arriviamo quasi in contemporanea con coloro che abusivamente vorrebbero occupare un bene pubblico e che non hanno titolo perché non sono neanche iscritti nella lista dell'emergenza abitativa, e noi stiamo semplicemente affermando un principio di legalità che dice che alla morte del concessionario di una casa popolare, la casa popolare ritorna nelle disponibilità del comune per essere assegnato secondo la graduatoria e non è nelle disponibilità criminale di chi invece vende una informazione, perché poi vende la Fontana di Trevi, sembra una cosa da Totò e Peppino, giusto, per darti un immobile di cui non hai titolo e che non ti darà diritto ad avere una residenza e quindi non potrai prendere nessun contributo che lo Stato ti eroga, non potrai avere la fornitura elettrica perché non c'è il gestore che te l'attacca e quindi ruberai anche la luce, non puoi avere un allaccio idrico e anche lì ruberai l'acqua. Ma perché vivere una vita da clandestini quando il comune, sulla base della graduatoria, ti dà una casa con un canone sociale e nessuno metterà a rischio la tua vita? Chiarissimo, chiarissimo. Torniamo all'operazione di questa mattina, se vuoi, Marco, se ci sono particolari, se l'assessore può anche aggiungerne altri. Assessore, un altro intervento, insomma, è sinonimo sicuramente della presenza delle forze dell'ordine in un quartiere che fino a qualche mese fa, insomma, era uno stato a sé. Non bisogna mollare la presa, chiaramente queste attività incoraggiano le persone per bene, le tante persone per bene che stanno allo Zen. Io sono stato allo Zen fino a pochi giorni fa, è una cosa che non vorrei, è il rischio che io vedo in cui non vorrei che noi cadessimo, è quello di ghettizzare le persone per bene che stanno là dentro a fronte di pochi criminali che tengono in ostaggio anche loro. La presenza dello Stato dal punto di vista del controllo è importante. Noi abbiamo visto che anche pochi giorni fa è stato beccato un altro minorenne con un'arma, girano troppe armi all'interno dei nostri territori e quindi siamo molto contenti delle attività chiaramente di repressione che ci sono sul territorio. Dall'altro lato, come amministrazione, abbiamo
una forte concentrazione invece sul tema della fragilità sociale ed educativa che all'interno delle nostre periferie è dilagante, che si è accumulata in questi anni e che probabilmente crea delinquenza e marginalità. Eccolo qua. Grazie all'assessore Fabrizio Ferrandelli. Michele, se non hai altro da aggiungere lo lasciamo ovviamente al suo lavoro perché ha un'agenda fitta di impegni. Lo immaginiamo, lo ringraziamo molto, rinnoviamo la nostra solidarietà convinta, grazie anche a Marco Gullà. Naturalmente ci ritroveremo per il telegiornale di Antenna Sicilia alle 13:30 per gli aggiornamenti per quanto riguarda questa operazione in corsa allo Zen. Complimenti e buon lavoro, Assessore Ferrandelli. Grazie mille. Adesso noi cambiamo completamente argomento, guardiamo in su e ci occupiamo di oroscopo, naturalmente con Marco Amato. Ecco Marco, ci sei? Oggi chi hai preso di mira con la tua bella tazzina? Fammi vedere un po'. Porcellana, di che si tratta? Oh, di un damascato autunnale. Adoro il foliage autunnale. Autunnale, bellissimo, vai. Prosegui, prego. Allora, oggi è un 3 novembre, per cui mi sono divertito un po' ad almanaccare su tutta una serie di eventi accaduti questa giornata, ovvero Cristoforo Colombo sbarca in un'isola delle Antille di domenica e la chiama Domenica. Avviene un'indipendenza da parte di tutta una serie di stati e di paesi nei secoli e negli anni. Ha incuriosito moltissimo la figura di Salvatore Allende, che arriva ad essere un presidente del Cile. E dalle varie vicissitudini sudamericane sappiamo che poi ci furono delle vicissitudini tali per cui dovette espatriare, dovette fuggire. Da questa diaspora Isabel Allende, la nipote, giornalista e scrittrice, arriva ad essere una rifugiata civile. Inizia la sua produzione giornalistica e letteraria. È una delle mie scrittrici preferite, a cominciare dalla Casa degli Spiriti, Il piano infinito, Eva Luna racconta. Non solo, nell'ultimo suo libro, ovvero la storia di un personaggio molto particolare, tutta dedicata a Fleminile, è diventato uno dei best seller dell'estate. Isabella Allende è una leone, centratura sull'io e forza, un sole che non si spegne mai. Proprio in questi giorni che siamo sotto il segno dello Scorpione, lo Scorpione è eversivo per natura, rinasce sempre e vediamo questa rinascita nel cielo come accade ai nostri giorni. Dunque, il cielo oggi vede Mercurio in Sagittario e la Luna in Ariete. Forza coi segni di fuoco. Ariete prima di tutto vuole assolutamente riprendere i suoi ruoli di comando e l'opposizione Urano-Marte, il suo pianeta, viene molto mitigata e gestita bene. Toro, troppa confusione nel cielo per voi, preferite più le cose calme. Oggi avete bisogno di iniziare la settimana in maniera più serena. Gemelli, per voi oggi Urano è molto ben tenuto a bada dalla Luna e da Nettuno, ma non basterà se voi non riuscirete a contenere certe esuberanze. Cancro, per voi oggi i sentimenti sono in primo piano, ma Giove proprio nel vostro cielo stimola benissimo le vostre voglie, i vostri obiettivi. Non cedete alle confusioni di Venere che confondono le cose un po' in amore. Leone, ottima giornata per voi oggi perché avete Mercurio e Luna dalla vostra parte, due trigoni bellissimi, la vostra immagine, la vostra comunicazione va al meglio. Vergine, per voi oggi è un cielo un pochino complicato perché affrontate la settimana con una voglia di chiarezza un po' troppo esagerata per le risposte, troppe domande e risposte non congrue. Oggi dovrete pazientare. Bilancia, Venere con Giove proprio non riesce a fare pace e le vostre molte voglie, larghe maglie, voglie di anticaglie oggi potrebbero non essere soddisfatte, per cui tentate di essere un pochino più aderenti alla realtà, di accontentarvi. Scorpione, ottima giornata che vede in voi un senso creativo ed ironico molto sviluppato e acceso. Oggi saltate di palo in frasca con una discreta ironia. Sagittario, Mercurio nei vostri gradi comincia a fare le bizze e vuole prendere il sistema se non
L'oroscopo dice di sì. Capricorno, per voi oggi la confusione planetaria è un po' urticante, dovete però tentare di ricordarvi di essere molto carismatici al lavoro, perché oggi in realtà verrete più ascoltati di quanto non ne avrete l'impressione. Non siete sospettosi. Acquario, ottimo per voi il cielo, che vede delle dinamiche zodiacali rinnovare e riniziare in maniera totalmente nuova questa settimana ricca di eventi, in primo piano soprattutto da un punto di vista lavorativo e culturale. Vari interessi. Pesci, oggi è una giornata in cui la luna finalmente è uscita dai vostri gradi e siete meno emotivi. Osservate, state anche un po' a valutare quanto il vostro percorso finora vi ha portato tanto, per poi bramare nuovi obiettivi. E detto questo, auguro a tutto lo zodiaco una splendida settimana. Buongiorno Sicilia. Marco Amato, splendida settimana anche a te. Vediamo adesso ancora qualcosa dai quotidiani con il nostro Luca Ciliberti. Grazie Michele, qualche curiosità la prendiamo dai quotidiani di oggi, andiamo sul Corriere della Sera. Si è parlato molto, no, in questi giorni di queste opere diciamo, discutibili dal punto di vista del gusto, diciamo così, ma certamente che rimangono dei segni indelebili nel mondo dell'arte contemporanea. E allora in questi giorni si è parlato di una realizzazione di Cattelan, il Water di oro, che è stato battuto all'asta per 10 milioni di 10 euro. milioni, 10 milioni di euro, insomma, no? Questa è stata un'opera installata al Guggenheim, quindi insomma un'opera che ha una sua storia. Perché, dice Cattelan, insomma, qual è stata diciamo, l'ispirazione di questo Water d'oro? Che diciamo, seduti su questo trono siamo tutti uguali, no? Lo dice, lo dice lui, insomma, e queste, poi vi ricordiamo qualche opera, insomma, 17 milioni di dollari per Hitler in ginocchio, ricordate la banana appesa con lo scotch al muro, e ancora la nona ora, Papa Giovanni Paolo, abbattuto dal meteorite. Questa è un'altra opera che ha fatto davvero discutere, 2 milioni, quasi 2 milioni e mezzo di euro. Insomma, l'arte vive anche di queste estrosità. E poi un'altra notizia, diciamo, anche questa curiosa, no? La crisi del cappotto. Che è successo qui? Qui è la manifattura del Casentino è in liquidazione. Il cappotto famoso di Audrey Hepburn, qui lo vediamo, no? L'iconica Audrey Hepburn con l'iconico cappotto rosso, che fu realizzato proprio da una ditta italiana, da una ditta toscana. Oggi, ahimè, cambiano i tempi e diciamo, le eccellenze italiane sono costrette a chiudere, andare in liquidazione diciamo entro fine anno, quindi sta cercando acquirenti, diciamo, l'azienda che firmò cucì il cappotto di colazione da Tiffany, che noi continueremo a ricordare e ammirare. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a Luca Ciliberti. Buongiorno Sicilia, tornerà domani con altri colleghi. Intanto buona giornata a tutti.